Maria Teresa Senatore prende le redini di Portogruaro, si tratta del primo sindaco donna di questo comune sulle rive dell'Emene e dopo 25 anni il centrodestra espugna letteralmente il centrosinistra. La candidata di Forza Italia e Lega è stata supportata al ballottaggio dal centrodestra unito nella seconda tornata elettorale ed i numeri hanno dato ragione a lei. Una serata, quella di ieri, all'insegna dei festeggiamenti. Questa mattina il neosindaco ha già iniziato con la sua prima cerimonia. Da domani, dopo la proclamazione ufficiale, si parte, dice, a lavorare. Intanto il primo cittadino incontrerà tutti i dipendenti del comune. Come prima iniziativa, come ho già detto tante volte, sarà quella di apertura del centro storico per riavviare l'economia del nostro paese, partendo dal centro storico, ma non solo nel centro storico. Tante le emozioni, ci dice il sindaco. Si aspettava questa vittoria? Io ci speravo molto, molte persone di Portogruaro speravano in questo cambiamento e io credo di ripresentare le necessità dei cittadini di Portogruaro di un futuro migliore per tutti, per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per i nostri imprenditori, per i nostri anziani, per tutti. Grazie a tutti i cittadini di Portogruaro. Un altro punto che sarà affrontato immediatamente dalla senatore è il rapporto fra amministrazione comunale di cittadini, che sarà, dice, più concreto e meno burocratizzato. Amarezza nelle parole invece del candidato di centrosinistra Marco Terenzi, che ammette una sconfitta in attesa. Adesso a caldo possiamo solo dire, faremo un'analisi ovviamente dettagliata del dato, ma possiamo solo dire che il nostro messaggio è passato prevalentemente nel centro storico, nella cintura immediatamente attigua al centro storico. Siamo stati invece realmente sconfitti nelle frazioni, nelle aree frazionali. Maria Teresa Senatore intanto incassa i voti e preferenze e ringrazia tutti. La prima emozione è di grandissima simpatia nei confronti dei miei concittadini, che ringrazio vivamente per l'attenzione, il riconoscimento dell'importanza della democrazia e dell'importanza del voto.